il sì schiacciante al referendum per l'autonomia è rimasta lettera morta. Il governatore Zaia lancia un ultimatum al governo pronto a portare le 23 materie in Consiglio regionale per trasformarle in progetti di legge. A Venezia intanto flash mob sul ponte di Rialto per avere l'autonomia subito. A Roma ripartito il negoziato, vertice tecnico al Ministero con la delegazione trattante del Veneto. Incontro positivo secondo il professor Mario Bertolissi, nuovo faccia a faccia il 30 ottobre. I timori dell'assessore regionale Bottacin per alcune voci ufficiose da Roma con la manovra potrebbero essere a rischio finanziamenti per il Veneto del dopo Vaia, spero siano solo fake news. 2 tragedie della strada in poche ore a Salgareda, un 46enne veneziano si schianta con la moto contro un'auto, sulla Musselice Mare una 60enne perde la vita nella sua auto contro un camion. Il dramma del 14enne morto durante l'ora di ginnastica a scuola a Castelfranco Veneto a Riese, la famiglia straziata dal dolore in attesa dell'autopsia. Potrebbe essere individuato in poco tempo il responsabile dell'esplosione in centro a Marcon con un ordigno artigianale lanciato da un'auto, il movente sarebbe passionale, resta lo shock in paese. Progetto contro il razzismo a Treviso, 21 studenti dell'Istituto Pio X si sottoporranno a un test del DNA per poter risalire alle parentele della propria etnia con quelle di altre parti del mondo. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Dunque 2 anni fa, il 22 di ottobre, il sì schiacciante dei veneti al referendum per l'autonomia è rimasta però lettera morta. E stamane il governatore Zaia, nel giorno della ripartenza del negoziato, ha lanciato un messaggio chiaro a Roma. Il piano B è molto semplice, se il governo non vuole trattare la Regione del Veneto continuerà sul piano della battaglia legale, quindi approveremo per singole materie dei progetti di legge che poi immagino il governo impugnerà e quindi andremo in Corte Costituzionale legge per legge. Si dice piano B, si legge ultimatum perché la clessidra sta esaurendo la sabbia. Messaggio a Roma, il Veneto pronto a trattare da mesi, o si va avanti o finisce tutto in battaglia a colpi di avvocati portando le 23 materie in Regione, a iniziare da quella più discussa. La scuola. Sulla scuola perché c'è interesse su questo, perché c'è dibattito e perché vogliamo vedere le vere idee del governo sulla scuola. 2 anni dal plebiscito dei Veneti, da quella domenica piovosa che non fermò oltre 2.300.000 cittadini verso le urne e verso un sì che sembrò più un grido che un voto. 2 anni buttati via con 3 governi. Ma Zaia, attorniato dalla giunta nell'anniversario, sceglie nonostante le parole l'aplomb britannico più che l'urlo indignato. Sa che la partita è troppo delicata in questo momento, ma pur con tono civile lancia messaggi. Si va dal veto, abbiamo una bozza presentata con 68 articoli, ci diano una risposta, non una legge quadro. Sono d'accordo sul coinvolgimento del Parlamento, ma sulla base di altri principi. Nel momento in cui il Parlamento scrive la mia bozza d'intesa, vuol dire che la controparte scrive l'intesa che io potrei anche non accettare. Basta lungaggini e alibi, dice Zaia, come i LEP, i cosiddetti livelli essenziali di prestazione, che esistono dal 2001. Come dire, a Roma hanno scoperto l'acqua calda. Ho l'impressione che i LEP, che noi vogliamo applicati da subito, la verità è che se si applicheranno i LEP andremo anche a vedere i dati e i valori in quelle realtà dove invece di garantire le prestazioni si spreca o c'è la mala gestione. Ma il problema sono i livelli essenziali delle prestazioni o chi gestisce le prestazioni. 2 anni di attesa e di schiaffi presi in faccia da governi nemici e amici sono un buon motivo per scendere in strada e fare la voce grossa? No, secondo Zaia. E il motivo è duplice: etico, per non uscire dalla legalità, e tattico, per non dare scuse a Roma. Nel momento in cui il percorso diventa non pacifico, diventa violento, il Veneto perde. Perché è come spalancare la porta al nemico. E nemmeno la piazza, pur se vista come legittimo strumento di richiesta, va a genio a Zaia. È anche per questo che non si unisce alla manifestazione di Rialto quasi contemporanea. Deve essere una manifestazione, deve essere politica, non deve esserci strumentalizzazione e non so quanto si riesca a fare una cosa del genere, visto considerato che vedo anche, e questa è la mia più grande preoccupazione, che i veneti non si spacchino poi come fronte, perché se i veneti cominciano a fare come i polli di Renzo che litigano tra di loro mentre vanno al macello, finisce che non hanno capito qual era il vero intento. Il vero intento è quello di far capire a Roma che noi siamo un monolite. È la guerra tra poveri, perché se il fronte non è unito Roma soghigna, ride. E ai pessimisti Zaia replica invece con la fiducia nel futuro, perché spiega: ogni millimetro guadagnato sarà guadagnato per tutti, non solo i veneti. Noi il percorso l'abbiamo fatto e sarà inesorabile. Potete eliminare il governo, eliminate Zaia, eliminate la nostra corrente ideologica, ma resterà l'inoculo nel popolo, l'autonomia.
E adesso il corteo pacifico proprio sul ponte di Rialto degli autonomisti di tutto il Veneto per protestare contro la mancata autonomia a 2 anni dall'esito favorevole del referendum. Veneto autonomo, subito, perché riteniamo insomma che 2 anni sono passati, abbiamo avuto tutto il tempo per fare tutte le valutazioni del caso. Cari ministeri romani, rendetevi conto che questa non è una partita che interessa solamente la politica, ma interessa la gente del territorio di tutti i giorni. Ed eccola la gente di tutti i giorni, si è data appuntamento al ponte di Rialto dove ha srotolato i 2 grandi gonfaloni veneti, quello con il leone di San Marco e accanto l'altrettanto famoso ed evocativo della Conterina. Un centinaio di autonomisti giunti da ogni parte del Veneto. Da Mestre. Già c'è una guerra tra Mestre e Venezia. Da Chioggia. Da Chioggia. Arrivi con la valigia addirittura? Certamente noi la bandiera e le nostre tradizioni le proteggiamo. Ma cosa c'è qua dentro? Tenevamo la bandiera, quella grande che abbiamo esposto sul ponte di Rialto. Ad animare il corteo, autorizzato dalla Questura di Venezia, l'ex presidente del Consiglio Veneto e già assessore regionale Marino Finozzi, ora capo del Comitato per il Veneto Autonomo Subito. Noi, comitati del territorio, nati in maniera spontanea, abbiamo l'altro compito, quello di ricordare che non è una partita solo istituzionale, ma una partita che parte dal basso, parte dal popolo, parte da un territorio che è stanco di aspettare. Il presidio di protesta pacifica contro la mancata riforma a 2 anni dal referendum del 22 ottobre 2017, indetto non a caso dal presidente Zaia proprio in questa simbolica data. Oggi è una data, fra l'altro, che ci ricollega anche al referendum storico del 1866, perché il 22 ottobre fu celebrato il referendum truffa con cui il Veneto fu annesso al Regno d'Italia. Nel 22 ottobre 2017 2.380.000 veneti sono recati presso le cabine elettorali per dire sì, vogliamo un Veneto autonomo. E intanto questa mattina a Roma è ripreso il negoziato tra delegazione trattante e Ministero, un incontro positivo, non ci sono stati blocchi ma un inizio di lavoro con previsioni di incontri perché il Ministro Boccia vuole rispettare la tempistica comunicata, fa sapere il professor Mario Bertolissi presente al confronto. Possiamo dire che si torna a casa sapendo quale sarà il percorso che dovremo tenere. Ecco. Un incontro positivo, un approccio collaborativo improntato a pragmaticità e operatività. Così la delegazione trattante della Regione Veneto guidata dal professor Mario Bertolissi al termine dell'incontro che si è tenuto a Roma. A 2 anni esatti dal referendum sull'autonomia, al Dipartimento degli Affari Regionali sono ufficialmente riprese le trattative tra il Governo e la Regione Veneto. Si è condiviso di partire con un'analisi comparata dei 2 testi dell'intesa, il testo del Veneto del 23 settembre e quello ministeriale del 7 ottobre, allo scopo di evidenziare innanzitutto le parti sulle quali esiste una prima condivisione di contenuti, spiega ancora il professor Bertolissi. Si è individuato il metodo di lavoro che consiste appunto nell'esame di questi testi e poi c'è anche da aggiungere che relativamente al testo del disegno di legge quadro che è l'iniziativa del Ministro e che sta seguendo i suoi percorsi, su quel testo sarà chiesta anche l'opinione della Regione. Concordato il metodo di lavoro, Governo e Regione hanno programmato un nuovo incontro mercoledì 30 ottobre per proseguire l'analisi delle richieste regionali. E non ci sono stati blocchi, ma anzi un inizio di lavoro con la previsione di incontri che sono ravvicinati perché il Governo, in ogni caso il Ministro, vuole che sia rispettata la tempistica che gli ha comunicato. Record di falò accesi intanto sui monti e nelle piazze bellunesi per l'autonomia alla 6ª edizione, l'iniziativa del movimento Bard nata in occasione della grande mobilitazione del 2012 in difesa della provincia.
Dalle sponde del Piave ai municipi di Voltago e Falcade, dal rifugio Costa Piana al Monte Garda fino alle porte di Palazzo Piloni, anche quest'anno tutta la provincia è stata illuminata dai fuochi autonomisti, 51 falò per la precisione, accesi lo scorso weekend a 7 anni dalla grande mobilitazione in difesa della provincia di Belluno. Promossa dal movimento BARD, Belluno Autonoma Dolomiti Regione, l'iniziativa ha messo un nuovo tassello alla battaglia per il riconoscimento dell'autonomia alla provincia di Belluno e al ritorno a un'istituzione provinciale eletta dai cittadini. Trasversali le adesioni arrivate anche dall'estero grazie al tantam mediatico dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Sono anni e anni di attese che sono sempre state deluse sulla necessità di valorizzare e di attuare la legge nazionale, la legge regionale che riconosce le prime forme di autonomia al nostro territorio. Intanto sono trascorsi 2 anni dal referendum veneto e provinciale per l'autonomia, entrambi con esito bulgaro. Da Belluno più volte è partito l'invito alla Regione di dare attuazione alla legge regionale 25, approvata e già dotata di decreti attuativi che darebbe sollievo al territorio. La provincia di Belluno merita l'autonomia, però è pur vero che noi dobbiamo essere chiari, non possiamo andare a dire ai cittadini che diamo le autonomie quando non abbiamo competenze e soprattutto risorse da dare. Ci diano l'autonomia come regione, dopodiché distribuiamo tutto il territorio. Belluno merita più degli altri l'autonomia perché vive in una condizione di disagio che è evidente a tutti. Intanto il BARD si muove anche sul fronte politico. Sabato il movimento ha partecipato alla convention padovana per il lancio del Partito dei Veneti. Il nostro modello di partito è quello popolare, moderato, europeista e territoriale, come l'ESVAUP, ha detto il presidente del movimento Andrea Bona. Potrebbero essere a rischio i finanziamenti statali per il Veneto del dopo Vaia. Tra fake news e timori vediamo l'intervista all'assessore regionale alla protezione civile del Veneto. Mi è arrivata qualche informazione in maniera ufficiosa, non tanto dalla parte politica ma da alcuni tecnici che lavorano in questo ambito a livello romano. Io mi auguro che non sia così, che sia una fake news, perché altrimenti sarebbe veramente una tragedia dopo la tragedia. Noi per il prossimo anno e l'anno successivo abbiamo 500 milioni di euro abbondanti che ci devono essere riconosciuti, perché così era stato deciso dal governo Conte 1 e quindi ce li aspettiamo. Noi abbiamo già definito i piani di intervento, le opere da fare e quindi ce li aspettiamo. Ripeto, mi auguro che sia una fake news e non sia vero. Che impatto avrebbe? Devastante, perché mentre quest'anno abbiamo fatto le opere, quelle più urgenti, per quelle un po' più complesse che richiedono progettazioni anche più lunghe, le abbiamo ovviamente rinviate l'anno prossimo e a quello successivo e ovviamente se non ci fossero i soldi queste opere rimarrebbero in sospeso, sarebbe gravissimo. E a 7 giorni dall'anniversario di Vaia, oggi il monito del presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin. Gli interventi siano eseguiti bene per essere durevoli nel tempo. Il grosso dei cantieri sta partendo ora. La Regione ha già affidato progetti per 80 milioni di euro da realizzare nei prossimi 2 anni, ma oltre ai 977 milioni in 3 anni stanziati dal Governo, il Veneto necessita di altri 400 milioni per fare fronte a tutte le richieste del territorio devastato da Vaia. Il 30 settembre scorso è scaduto il termine per la presentazione dei progetti, quasi 1800 gli interventi previsti, oltre 700 dei quali realizzati nell'emergenza. Lavori importanti per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la messa in sicurezza dei versanti in frana. Io mi auguro che per la primavera e estate del 2020 sicuramente una buona parte del territorio che è stato colpito avrà delle soluzioni secondo me importanti. L'importante, e questo lo dico in maniera molto forte, è che queste opere non siano fatte in maniera veloce ma siano fatte bene. Il monito di Padrin arriva a una settimana dal primo anniversario della tempesta che ha mutato radicalmente la morfologia del territorio bellunese. In buona parte della provincia ancora a bordo strada inquieta la presenza incombente dei tronchi d'albero schiantati al suolo o riversi negli alvei dei torrenti come in Valle di San Lucano lungo tutta l'asta del Cordevole. È difficile riuscire a intervenire nonostante ci siano state semplificazioni burocratiche, dice il presidente della provincia, e lo spettro dell'incubo di una nuova tempesta, come in queste ore sta dimostrando quanto è accaduto nell'Alessandrino, non può essere circoscritto a una mera sensazione negativa.
Certo, dall'esperienza di Vaia sono scaturite opportunità anche di buone pratiche per lo sviluppo del territorio e di questo martedì prossimo si dibatterà in un convegno organizzato dalla Fondazione Angelini con l'Università di Padova, Comune e Provincia di Belluno e Rete Montagna. Questo sarà un fenomeno che si ripeterà sicuramente. Rispetto al 1966, questa è un'indagine che aveva fatto il professor Dal Paus, a 50 anni di distanza il sistema della protezione civile ha retto molto di più. Se fosse successo quello che è successo con Vaia 50 anni fa, sarebbe stata una desolazione infinita. Lasciamo questa pagina dedicata a Vaia per una notizia battuta poco fa dalle agenzie. La Procura di Padova ha chiesto il processo per 6 imprenditori e manager indagati per la morte di 2 operai e le lesioni di altri 2 loro colleghi nell'incidente sul lavoro avvenuto alle acciaierie venete il 13 maggio del 2018, imputati per omicidio colposo e lesioni, i padovani Alessandro Banzato e Giorgio Zuccaro, presidente e direttore dello stabilimento di acciaierie venete, i friulani Dario Fabbro, presidenti della Daniele Centro Cranes SPA, Gianpietro Benedetti e Giacomo Mareschi Danieli, quali rispettivamente presidente e amministratore delegato di Danieli Company, officine meccaniche. Vennero coinvolti, lo ricorderete, gli operai Sergio Todita, morto dopo un mese di agonia, e Marian Bratu, deceduto lo scorso dicembre a causa delle ferite riportate. Ci fermiamo ora per qualche istante, ma ritorniamo tra pochissimo. Di nuovo in diretta, edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, ripartiamo dalla cronaca e dal dramma che si è consumato questa mattina a Salgareda, dove un'auto ha travolto uno scooter, vittima un 46enne di San Stino di Livenza. Una rosa rossa a testimoniare la tragedia avvenuta intorno alle 7:45 a Salgareda in via Risorgimento. Uno scooterista è stato prima tamponato e poi investito da un'auto condotta da una 29enne. La vittima è Mirko Lucchetta, 46 anni, residente a San Stino di Livenza, padre di 2 bimbe. L'uomo stava andando a lavoro presso la 3B, dove era addetto alla produzione, quando ad un tratto è stato travolto dalla macchina. Io sento altro che un colpo forte e ora mi sono girato, ho visto sta fila di macchine e che altra da Rio che là, e sto scooter e le saghe. Analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza delle ditte vicine è stato possibile ricostruire la dinamica del grave incidente. In quel momento le auto e lo scooter avevano rallentato perché uno scuolabus doveva girare. La vettura condotta dalla 29enne non andava a forte velocità ma non si è accorta della coda ed ha tamponato lo scooter. L'uomo è prima finito sopra il cofano, poi sotto la macchina. Immediatamente si sono fermati altri automobilisti che hanno cercato di soccorrere il 46enne. Che gira la macchina qui in fianco così a buttare su e lui porrete era là. Sul posto sono intervenuti gli uomini del SUM 118 con un'ambulanza e l'automedica e la polstrada di Vittorio Veneto. Purtroppo per Mirko Lucchetta non c'è stato nulla da fare. E un altro schianto mortale si è verificato in mattinata lungo la Monselice Mare, a perdere la vita una 60enne di Pontelongo che con l'auto si è schiantata contro un'autocisterna, un impatto violentissimo, frontale, dopo il quale per la donna non c'è stato nulla da fare. Sul posto la polizia stradale per cercare di ricostruire l'effettiva dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità. Incredulità e dolore dopo la morte del 14enne di Riese Pio X durante l'ora di ginnastica in un istituto di Castelfranco. La procura, prima di disporre l'autopsia del ragazzo, ha chiesto all'ULSS di mettere a disposizione la documentazione sanitaria in possesso. I familiari sotto shock chiedono verità e giustizia. È metà mattina quando papà Jasbir torna a casa in via Giorgione 16, sorretto dal figlio maggiore, lo sguardo fisso e perso nel vuoto, gli occhi lucidi. Ad attenderlo sotto shock c'è la moglie, le crisi di pianto continue, le urla di strazio. Dopo mezz'ora anche lei salirà in macchina per raggiungere l'obitorio di Castelfranco e stringersi ancora una volta a quel figlio morto all'improvviso. Il suo Sucrai non c'è più, morto a 14 anni durante l'ora di ginnastica. Ad abbracciarli i familiari e la comunità Sikh, inconfondibili nei loro copricapo. Ma in queste ore a sorreggere la famiglia è Arminder, il figlio maggiore, è lui a farsi portavoce dello sconcerto dei genitori e chiedere la verità. In giustizia non abbiamo saputo come siano andati realmente i fatti, non ci hanno detto due parole, si è casciato e basta.
non è una spiegazione valida, perché per noi non basta, si è casciato e basta. Per Arminder, il fratello minore, stava bene, il ragazzo non aveva nessun problema di salute. E stava bene, ho fatto fare gli accertamenti inizio mese e erano tutti ok, avevamo chiesto l'idoneità sportiva e ce l'avevamo data, quindi per noi non c'era nessun tipo di problema. E non so come sia successo tutto questo, non ho mai avuto problemi di epilessia, ho avuto problemi di emicrania, non so cosa abbiano scritto sul giornale. Ho avuto problemi di emicrania, ma l'avevamo risolto quel problema e stava bene. Sucrai era un giovane ben voluto ed educato e non mancano degli interrogativi anche tra i vicini di casa. Era un bravo ragazzo e forse è stato un po' dimenticato dai medici di quello che aveva. Restano il dolore immenso di una famiglia e il ricordo di un fratello. Suraj era una persona troppo brava, cioè, mi ascoltava sempre, non ho parole. E una intensa e emozionante cerimonia in Prato Santa Caterina invece per ricordare Alen Elmazowski, il 18enne di Rosà, siamo alle porte di Bassano, morto in un terribile incidente stradale. Un sorriso fenomenale, così hanno scritto i suoi compagni di classe sullo striscione che hanno portato in Prato Santa Caterina, sì, perché Alen era gioia, era amicizia, era divertimento, era impegno e costanza, e i suoi amici, i suoi compagni, i suoi insegnanti, chi lo conosceva, ha voluto salutare con un sorriso mescolato alle lacrime di un dolore sordo che non se ne andrà mai il 18enne di Rosà, morto la settimana scorsa in un terribile incidente stradale. Un Prato Santa Caterina stracolmo. Tutto il liceo Brocchi ha voluto raccogliersi in una festa, in un inno alla vita, in un abbraccio gigantesco a questo ragazzo che era riuscito a entrare nei cuori di tutti. Tutta una serie di coincidenze ci riporta a quell'ora in cui la tua storia e la nostra è cambiata. Impazziamo su quei sé, ci tormentiamo, bussano a tutte le ore della nostra giornata, ci assediano e ci fanno sentire impotenti di fronte all'inspiegabile, all'inverosimile, perché tutti vorremmo che all'improvviso qualcuno comparisse sulla scena a dirci che è solo una sceneggiatura, una rappresentazione del peggiore degli incubi che si possono presentare nelle nostre vite, il dramma di perdere chi amiamo. Ma sono solo sé, periodi ipotetici dell'irrealtà che dicono solo la nostra fragilità di creature che vivono nella storia ma non la controllano. Un leader, un trascinatore, un amico che si fermava e ascoltava, che consolava e incitava, che faceva il matto solo per far ridere a crepapelle i suoi compagni. Quello vissuto in Prato Santa Caterina, ripreso in diretta dalle nostre telecamere, è stato un susseguirsi di emozioni, di frasi colme di un'intensità e di una maturità che hanno commosso e che hanno fatto sentire orgogliosi noi adulti nel vedere questo popolo di giovanissimi così uniti. Non si può accettare una morte così improvvisa e non si può accettare la tua morte, Alen. Solo metabolizzare, consapevole che, come dicono i tuoi Imagine Dragons, still I can you there, next to me. Grazie Alen, ti vogliamo bene. C'è da pensare a quanto amore, quanto bene sia riuscito a inconsapevolmente donare questo ragazzo strappato alla vita da appena 18 anni, quanta bellezza sia riuscito a custodire nel suo cuore e condividerla totalmente con chi gli stava attorno. Lui, promessa dell'atletica, studente modello, compagno speciale. E le nostre mani sono piene, Ale, piene del bene che abbiamo potuto darci. I nostri cuori sono sovrabbondanti di ricordi che avremo sempre con noi, che nulla potrà recidere. Tu sarai con noi, esattamente come vivere e vivere con me. Quello cui abbiamo assistito ci ha fatto semplicemente capire che Alen continua a donare amore, lui se n'è andato, forse, ma ha fatto sì che i suoi amici, i suoi compagni si unissero in maniera indissolubile. Lui se n'è andato, lasciando in dono il suo grande, enorme amore per la vita. E allora, ciao Alen. Auguro a tutti un mondo di bene. Ciao a tutti, ciao Alen. E ora
ci spostiamo nel veneziano, a Marcon, paura per un'esplosione in pieno giorno che avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi. Escluso l'atto terroristico, potrebbe essersi trattato di movente passionale. Ho sentito il botto, quello sì. Era forte? È un bel botto, Sarebbe stato il movente passionale e non certo una finalità eversiva né riconducibile alla criminalità organizzata, come peraltro i carabinieri avevano escluso da subito, ad aver mosso l'autore dell'esplosione nella centralissima viale San Marco, a qualche centinaio di metri dal municipio di Marcon. Ad esplodere attorno alle 17, con un boato avvertito ad oltre 1 chilometro di distanza, una bomboletta metallica posizionata sul muretto condominiale esterno di un palazzo all'altezza del civico 16-18. Ci potevano essere delle conseguenze molto serie. Assolutamente sì, perché io subito poco dopo essere avvenuto il fatto ho presenziato nel luogo e si emergevano numerose schegge, numerosi pezzi e detriti, insomma, provocati da questa esplosione, di questo ordigno, non saprei neanche io bene come definirlo. Nel caso fosse passato un bambino la situazione sarebbe stata assolutamente tragica. Il cerchio si starebbe già stringendo attorno ad un uomo di un paese vicino. Nel condominio di fronte al quale è avvenuta l'esplosione vivrebbe l'ex compagna. Ha agito a volto scoperto e in più di uno lo ha notato, come ci racconta un testimone che preferisce non apparire in video, mentre girava in bicicletta nei pressi del palazzo, fino all'esplosione. Una cannonata che non vi dico. Abbiamo preso uno spavento tutti quanti, quelli negozi qua sono usciti tutti quanti. E lui si è girato, è tornato indietro, siamo corsi e ha detto niente, è stato un petardo ed è andato via. Che impressione ha avuto? Non sembrava tanto lucido, lui proprio sembrava che non ci fosse niente per lui, andava su e giù ma non stava attento a niente, a macchine, a questo, a quello. Si parla di una persona di mezza età? Sì, avrà avuto 50 anni. E ora il progetto lanciato dal Collegio Pio X di Treviso, a cui hanno aderito 21 studenti che si sottoporranno al test del DNA per scoprire parentele con persone abitanti in altre zone del mondo. L'obiettivo sarà la dimostrazione scientifica dell'inconsistenza della parola razza. E proprio il sindaco di Treviso sarà ospite questa sera a 20:10, la nostra trasmissione che segue immediatamente i telegiornali, tanti i temi in discussione. È tutto per questa sera, io vi ringrazio per averci seguito e vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Prosegue un tempo stabile sul nostro territorio e anche il clima si manterrà particolarmente mite e piacevole, sia pure alquanto fuori stagione. Vediamo il dettaglio di mercoledì 23 ottobre. Sul Veneto avremo condizioni di tempo asciutto, al mattino tuttavia la presenza di foschie e nebbie in pianura e sulle vallate alpine, localmente persistenti durante tutta la giornata. Altrove invece sarà ampiamente soleggiato. Temperature minime tra 9 e 15 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 22 e 25 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà soleggiato su tutti i settori, solo con qualche nube sparsa ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 12 e 18 gradi, massime tra 22 e 25 gradi circa. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà una splendida giornata all'insegna del sole e il cielo si presenterà sereno o al massimo velato. Temperature minime sui 9 gradi, massime gradevoli tra i 24 e i 25 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.